Care Aquile, siamo qui a Gorizia, oggi 7 aprile 2019 per la festa del Friuli. 942 anni di storia si festeggiano oggi a Gorizia e qui oggi a Gorizia c'è la troupe di Aquile Libere che riprenderà, registrerà, intervisterà le persone che oggi faranno festa qui a Gorizia per la nostra cara festa. Naturalmente il gazebo che state ora vedendo di Aquile dal Friul è presente accanto alla chiesa di San Rocco. Avremo anche i nostri amici del gruppo Furlans dal Gurizan che hanno voluto fortemente essere qui oggi presenti insieme alla troupe di Aquile Libere e allo staff di Aquile dal Friul. Quindi buona visione per questa trasmissione speciale oggi da Gorizia per la festa del Friuli. Grazie. Siamo con Andrea Pasi, responsabile per Aquile dal Friul della Friuli Occidentale. Andrea, oggi siamo qui a Gorizia per una grande manifestazione. Qual è l'importanza di questa festa per il nostro Friuli, specialmente oggi qui a Gorizia? Ciao Michele, intanto buongiorno a tutti. Allora, oggi è una giornata assolutamente importante, il 7 di aprile. E festeggiamo i 942 anni della nostra storia. È importante perché, come ho sempre detto, ricordare la nostra storia ci aiuta anche per capire il presente e capire dove stiamo andando come regione. E la nostra identità è giusto che venga sempre affermata e anche in queste occasioni, secondo me, è giusto che vada affermata. Quindi come avrete potuto vedere, qua ci sono tantissime bandiere esposte e l'invito che faccio è: esponete anche le vostre dovunque voi siate, dal pordenonese fino qui al goriziano. Insomma, siate orgogliosi delle vostre radici e del vostro appartenere al Friuli. Care Aquile, siamo qui con il sindaco di Udine, Fontanini. Qual è l'importanza di questa manifestazione che oggi si celebra qui a Gorizia per i 942 anni di storia del Friuli? Ma la nascita dello Stato patriarcale, dell'autonomia del Friuli. Noi siamo un popolo, abbiamo la nostra identità, ovvero le nostre lingue, e questi sono tutti elementi che costituiscono in pratica una nazione. E so che usare questo termine in Italia è un po' pericoloso perché la gente non sa la distinzione tra Stato e nazione. Noi siamo all'interno dello Stato italiano, però io mi sento di nazionalità friulana. Quindi questa festa che ricorda la nascita dello Stato patriarcale tanti anni fa è un momento per riaffermare quella che è la nostra storia, la nostra identità, quelli che sono i nostri valori di un popolo orgoglioso, un popolo onesto, fatto di gente che purtroppo ha dovuto emigrare tante volte, ma che ha dato grandi cose alla sua terra, qui il Friuli, e anche in giro per il mondo. A Gorizia, che fa parte del Friuli, noi siamo ben felici di essere qui oggi perché c'è un Friuli centrale, Udine, c'è un Friuli occidentale, Pordenone, e c'è un Friuli orientale che è Gorizia. Perché a me dà fastidio sentire il pordenonese, il goriziano, l'udinese. Questo è Friuli. Care Aquile, ci ha raggiunti anche il sindaco di San Floriano del Collio, signora Padovan. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Qual è il significato del ricordo del Friuli e dei suoi 942 anni di storia? Io dico che Gorizia è una città che rappresenta tutte le minoranze che ci sono. Io faccio parte del comune di San Floriano, che è parte della minoranza slovena, e il Friuli è costituito dalla minoranza slovena, friulana e italiana. Dunque siamo un popolo che insieme facciamo una famiglia e questo mi piace molto e Gorizia ne fa parte e oggi è giusto che siamo qua a rappresentare tutto. Difatti stavo per chiedere, Gorizia è caratteristico che si faccia proprio Gorizia per ricordare e rimarcare che Gorizia comunque sì, ha fatto parte e fa parte del Friuli, perché sì, tanti parlano di Friuli orientale, occidentale, settentrionale e meridionale, ma il Friuli è unico. È unico e questo è giusto per Gorizia e che ci siamo. Poi c'è Nova Gorizia che è qua vicino, insomma l'importanza di essere tutti insieme e rappresentare quello che siamo. La mite l'Europa. Così. Grazie mille sindaco. Grazie. Grazie. Sindaco Ziberna, sindaco di Gorizia, buongiorno, grazie per il tempo che ci dedica.
Ale, volevo chiedere, quanto è importante festeggiare oggi a Gorizia questa festa della patria del Friuli? È importante perché Gorizia, proprio prima citavo un sondaggio che era stato fatto, commissionato dal presidente allora della provincia di Udine, Marzio Strassoldo, professor Strassoldo, nato su un convincimento poi risultato errato, cioè che a Gorizia soltanto nella destra Isonzo si parlasse ad esempio la lingua friulana, non in città e tantomeno nella sinistra Isonzo. In realtà questo sondaggio ha fatto emergere un qualcosa che però si percepiva, che oltre che nella destra Isonzo tantissime sono le persone che parlano il friulano, che parlano, oltre che conoscono ovviamente ancora in un numero ancora maggiore nella città di Gorizia, e tantissime quelle che parlano e lo capiscono nella sinistra Isonzo. Ma questo è lo specchio di che cosa? Del fatto che una componente importantissima di Gorizia, non mi riferisco soltanto alla città, un territorio molto più ampio che va anche al di là del confine in Slovenia, era un territorio assolutamente appartenente alla patria friulana, se non altro perché il patriarcato di Aquileia, il mano militare del patriarca di Aquileia era il conte di Gorizia, che rammentiamo andava ben oltre il territorio del Friuli Venezia Giulia, raggiungeva gli scaligeri sul lago di Garda, la parte della Carinzia, della Stiria, quello che oggi attualmente è la Slovenia, a spizzico e bocconi anche parte dell'Istria, perciò uno spazio importante nei governi dell'Europa del tempo. Gorizia, oggi tra l'altro siamo ospitati in uno dei due quartieri storici tipicamente friulani, questo non ha poche centinaia di anni, questo quartiere qui, San Rocco, ha oltre 500 anni, l'altro quartiere tipicamente friulano nella nostra città è Lucinico, ma a me piace ricordare come Gorizia è sede, 100 anni sono quest'anno cade la ricorrenza, è sede della Società Filologica Friulana, nata e vissuta a Gorizia. Mi auguro che a breve e comunque nel corso dell'anno potremo darle una sede prestigiosa che è quella di Via Ascoli, di Casa Ascoli. A proposito di Casa Ascoli, noi abbiamo dato, il territorio ha dato grandi personaggi alla cultura friulana, appunto Ascoli stesso, ma anche Vittorio Locchi, Miche Steter, per arrivare Zorutti o per arrivare ai giorni più recenti anche a Celso Macor. Perciò io credo che a pieno titolo il nostro territorio appartiene, insieme anche ad altri componenti, alla patria dei Friuli. Un altro piccolo aspetto da ricordare è che io credo che non ci siano altri luoghi in cui, come da noi qui, si riescono a trovare tre idiomi diversi. Mi riferisco alla cultura e alla lingua ladina, il friulano e perciò italiano, quella slava e quella tedesca. Anche cercandolo bene non si riescono a trovare. E ultima considerazione, così mi faccio la domanda e mi do la risposta. Per noi, se mi avevano chiesto prima un sogno nel cassetto, perciò il mio sogno è quello di poter proporre ad una platea ovviamente ultranazionale ma anche ultra europea la componente friulana che possiede Gorizia, nel caso in cui, come noi speriamo, come vogliamo, non lo diamo per certo solo per scaramanzia, nel caso in cui Gorizia e Nuova Gorizia saranno capitale della cultura europea del 2025, e in questo caso cultura italiana, appunto, insieme a quella slovena, insieme a quella italiana e fortemente quella friulana. Sindaco, che dire, grazie per l'ospitalità e le auguro una buona manifestazione per il Friuli. Grazie a voi, so che ci siete sempre vicini, un caro saluto ai vostri telespettatori. Grazie mille. Per Aquile Libere, Telepordenone, siamo con il dottor Roberti, assessore ai autonomie locali della regione Friuli Venezia Giulia. Salve dottore. A lei volevo chiedere come la regione sta valorizzando la storia, la cultura del Friuli. Glielo chiedo oggi in questa giornata particolare del 7 di aprile qui a Gorizia per la festa del Friuli. Noi abbiamo uno strumento fantastico a disposizione che è quello dell'Arlef, quindi dell'Agenzia regionale per la promozione della lingua friulana, che è il braccio operativo del mio assessorato e grazie al quale si riescono a portare avanti tante attività. La stessa giornata di oggi in realtà è organizzata dall'Arlef con i trasferimenti delle mie deleghe, del mio assessorato. Grazie all'Arlef in questo primo anno di attività sono tante le iniziative portate avanti, penso alla creazione della rete degli sportelli a disposizione degli enti locali, ma non solo, anche della cittadinanza, sparsi
quasi su tutto il territorio, che offrono traduzioni, che offrono supporto all'amministrazione per i testi normativi, che offrono tutta una serie di attività anche per i cittadini. Penso al nuovo sito lanciato soltanto qualche settimana fa, che è molto più accessibile, dà la possibilità di accedere a tutti i contenuti che vanno dalla traduzione automatica ma anche dal cartone animato per i bambini, quindi dando la possibilità ai più piccoli di approcciarsi e di sentir parlare la lingua friulana. Quindi insomma di iniziative ne stiamo portando avanti tantissime e l'auspicio è quello di portarne avanti tante altre nei prossimi 4 anni. Come dicevo prima, il sogno è quello di poter davvero lasciare alla fine di questo quinquennio una regione in cui le politiche linguistiche non sono considerate come qualcosa di superfluo e superficiale, ma sono l'elemento fondativo della nostra regione, una regione che se è speciale lo deve proprio al fatto che in un territorio così piccolo, con un così piccolo numero di abitanti, 1.200.000 abitanti, abbiamo l'ufficialità delle lingue italiana ma anche friulana, slovena e tedesca, e questo è un patrimonio che dobbiamo assolutamente tutelare. Ecco l'arrivo della banda musicale con il gonfalone della città di Gorizia, della città di Udine e le numerose bandiere del Friuli che seguono, con una nutrita rappresentanza di sindaci. Si dà ufficialmente l'avvio quindi alla grande manifestazione del 7 di aprile in ricordo dei 942 anni di storia del Friuli. Ecco la folta delegazione di sindaci seguiti dalle bandiere del Friuli che entrano nella chiesa del borgo di San Rocco di Gorizia. E allora riconoscendo i nostri speciali per sedi ben disponus a celebrare i santi. E con noi Isa Dorigo, presidente dei Furlans dal Gurizan, nonché referente per il Friuli orientale di Aquile dal Friuli. Ciao Isa, ciao. Buondì. Quanto è importante festeggiare qui a Gorizia quest'anno la festa delle patrie dal Friuli? Una festa, proprio le sue feste, vedete, si fatte qui a San Roque. A San Roque per prime volte che sono state fatte. E in tal borgo più furlan della città di Gorizia. Dunque, ho siamo un'evore contenti, specialmente io perché so che di 30 anni e fin voi non avevi mai veduto a Gorizia le feste, venire a festeggiare le feste delle patrie, si era fermate all'Ucinins e quindi questo evento è veramente di festeggiare. Siamo con Eros Cisilino, presidente dell'Arlef. Ciao Eros, intanto congratulazioni perché è una manifestazione riuscitissima qui a Gorizia oggi, 7 di aprile, per festeggiare i 942 anni di storia del Friuli. Lingua friulana che ricordiamo è una lingua a dispetto di tanti che credono che sia un dialetto nel resto d'Italia, è importante parlarla spesso, ovunque, sia a scuola, per strada, ma anche a livello istituzionale. Cosa ne pensa in merito? Sì, assolutamente sì. Buongiorno a tutti, benvenuti anche a questa festa dal Friuli che come è stata ricordata da quasi 1000 anni. Sicché è importante ovviamente levare a livello istituzionale perché a livello istituzionale ci dà tutte quelle garanzie per una diffusione della lingua che comunque vediamo che viene apprezzata e viene scelta dalle nuove generazioni, per cui a livello istituzionale vuol dire scuola, vuol dire mezzi di comunicazione e anche ovviamente la parte prettamente istituzionale, amministrativa, politica, per cui lì è già stata scelta, vediamo che c'è già una buona diffusione, però ora puntiamo sulla scuola e soprattutto sui sistemi radiotelevisivi. Grazie Presidente e al prossimo anno a Udine quindi.
Sì, il prossimo anno sarà a Udin, per cui aspettando lì uno dei punti insomma, centrali del Friuli, per cui sarà facile arrivare, però anche Gorizia, ricordo che con la donazione allo Stato patriarcale di più di 1000 anni fa, era uno dei centri focali del Friuli e lo è tuttora, per cui salvaguardiamo Gorizia e salvaguardiamo il Friuli. Da Livenza al Timavo e dall'Adriatico al confine austriaco. Giustamente i confini patriarcali erano ancora più ampi e li ricordiamo con grande piacere perché includevano molte cittadine, molte identità, ecco, per cui anche molte lingue, tra cui lo sloveno, il tedesco, il friulano, per cui insomma era una bella situazione che è un qualcosa che aiuta i nostri giovani a crescere, il plurilinguismo e la pluridentità. E sempre Forza Friuli. Forza Friuli ovviamente, noi siamo dalla banda del Friuli, ma rispettiamo e collaboriamo con tutte le altre entità. Grazie Presidente. Grazie Sawatris e Mandi. E per quest'oggi, care Aquile, siamo giunti alla conclusione di questa fantastica manifestazione qui ad Gorizia, 7 aprile, festa per i 942 anni di storia del nostro Friuli, festeggiati il 3 aprile 2019.